cambiamento, dicevo, noi lo vogliamo realizzare con un programma. Per motivi di brevità, insomma, ce l'avete in borsa, io non ve lo cito, però abbiamo scelto non soltanto di dire dall'inizio nelle nostre assemblee che noi siamo per le primarie, abbiamo scelto di presentarci con un programma. Avremmo potuto fare un documento, per esempio per il Veneto, molto, molto esile, dove si parlava solo del partito. E invece abbiamo detto quello che vogliamo fare sul nucleare, abbiamo detto quello che vogliamo fare sul tema dell'impresa, sul tema del lavoro, sul tema dell'energia, dove diciamo seccamente che siamo contrari all'energia nucleare e che siamo invece favorevoli allo sviluppo dell'energia verde. L'ultima parola è l'esempio. Noi dobbiamo essere credibili. Gran parte della perdita di voti del Partito Democratico è dovuta da una perdita di credibilità, e perdere la credibilità significa essere inaffidabili in politica. È per questo che io credo che noi dobbiamo fare dei gesti forti, dei gesti coraggiosi. Ho presentato una proposta di legge in Consiglio in cui chiedo che tutti i consigli regionali e la Giunta e il Presidente pubblichino i dati relativi alle proprie attività in Consiglio e in Giunta, le proprie attività patrimoniali, il proprio cedolino paga, i propri finanziatori, i contributi che danno al partito. E guardate, non l'ho fatto per una questione demagogica, ma perché credo che questo sia un gesto importante per recuperare quella fiducia tra i cittadini e la politica che oggi è il vero pericolo per la tenuta della nostra democrazia. E non ho voluto soltanto fare una proposta di legge, perché poteva essere troppo semplice, forse anche un viatico troppo veloce. Ho fatto pubblicare nel mio sito la mia anagrafe di eletto, proprio per mettermi in trasparenza in questa sfida di fronte agli elettori. E proporrò, se sarò eletto segretario, per chi lo vorrà, e qui misureremo le persone, che tutti gli eletti in Veneto pubblichino la propria anagrafe degli eletti senza aspettare che una legge lo imponga. Ecco, per fare tutto questo ci vuole un partito radicato. Che cosa vuol dire partito radicato? Mi chiedeva Jessica, che credo che sia qui in sala una sera. Eccola lì. Allora Jessica è molto impertinente, perché il 29 luglio, mentre io ero nella tensione di dovermi candidare, alla fine mi ferma dopo un incontro e mi dice: ma scusa Andrea, ma cosa vuol dire partito radicato? E io dico: sì, ti ho spiegato, i circoli, gli iscritti, le attività. E lei mi dice: ma non basta mica sta roba qui, Cioè questa è teoria, è pura astrazione. Ecco, un partito radicato ha bisogno di risorse economiche per poter funzionare. E allora quella sera, mentre pensavo a Jessica impertinente e scrivevo la mozione, ho voluto scrivere insieme a Daniela che noi destineremo metà del finanziamento pubblico regionale per finanziare le attività dei circoli. Dei circoli più piccoli, di circoli che sono inseriti nelle zone dove il centrodestra è più forte, attraverso una modalità di valutazione trasparente, perché guardate bene, anche i soldi in un partito devono girare in modo trasparente. Un partito non solo radicato, ma un partito che riconosca questi due valori oggettivi di cui vi parlavo prima. Da una parte il valore oggettivo degli iscritti, che sono determinanti a organizzare le feste, l'attività politica, il confronto nelle amministrazioni locali, le elezioni dei segretari territoriali di circolo, la definizione delle liste per i comuni, l'attività politica, la formazione, l'attenzione al territorio, l'ascolto. Questo è la vera forza degli iscritti. Ma anche un partito che tiene un rapporto con i propri elettori. Perché guardate, voi pensate che i nostri iscritti siano infastiditi rispetto al rapporto con gli elettori delle primarie? Io credo di no, perché quando uno si iscrive a un partito lo fa per catalizzare il consenso, per mettersi a disposizione per prendere il consenso. Lo fa perché ritiene di dover rappresentare un legame continuo con un corpo elettorale. E questi sono due valori oggettivi, due cose che stanno insieme. È una discrasia quella che ci hanno rappresentato in alcune mozioni. Il nostro partito deve continuare la propria apertura attraverso la fase delle primarie. Infine, un partito educativo. Che cosa vuol dire un partito educativo? Qua di solito vedo soprattutto quelli della Bersani che mi guardano strano quando dico un partito educativo. Mi dicono: beh, questo qua viene dalle Acri, quindi no. E invece un partito educativo vuol dire un grande partito popolare, cioè capace di dare degli indirizzi alla società. Di dire, per esempio, che la vita di quegli immigrati su una barca in mezzo al mare è più importante della tutela dei confini nazionali.
Poi valuteremo, quando li avremo portati a riva, se sono dei delinquenti o se sono dei rifugiati politici. Ma di dire per esempio che in una regione come la nostra, che sul tema fiscale abbiamo sempre avuto qualche problema, di dire per esempio con forza che è sbagliato non pagare le tasse, perché se io non pago le tasse, qualcuno che ha bisogno non può avere un servizio pubblico. Chiudo veramente. Oggi io faccio un appello ai fondatori del partito, lo voglio fare di cuore questo appello, e il fondatore di partito non sono io, che sono quasi un capitano di lungo corso, nonostante i miei 37 anni. I fondatori del partito non sono neanche Walter, non è Romano Prodi, non è Dario, tutti noi abbiamo dato un contributo fondamentale. Ho parlato di noi perché sennò dopo dicono che parlo male degli altri, invece voglio dire che i dirigenti non sono i fondatori del partito. I fondatori del partito sono gli elettori che il 14 ottobre ci hanno detto che volevano il Partito Democratico, che volevano una rottura col passato, che volevano un partito credibile, che volevano un partito riformista, capace di dare significato alla parola sinistra. È per questo che oggi noi non dobbiamo tornare indietro. Chiediamo agli elettori del 14 ottobre, a quei 3 milioni e mezzo, che ci diano una mano a continuare questo progetto. Chiediamo loro che ci aiutino a liberare il futuro del Veneto, il futuro dell'Italia, il futuro del Partito Democratico. Il momento è questo, è adesso. Grazie ad Andrea Causini.